Mamma mia, prende solo la palla, Berardi urla come un dannato simulatore. Amici bellini, non c'è tempo da perdere, già siamo in partita, mamma mia. Se il Napoli fa il suo dovere, i like. Siamo arrivati a 2000, voi sapete cosa fare anche per la prossima. Rachmani, un po' di paura, però va bene. Non insistiamo, bravo Rui. Quasi, l'idea. Vedi quando Berardi se ne va col destro, vedi bene quando i sinistri se ne vanno col destro. Ma c'era il fuorigioco, chiamatelo. Pressing alto, guardate Bobotta. Ehi, bravi. Oh, è bello lo scatto di Lozano. Buono. C'è Fabio Ruiz. Mamma mia. No, vabbè. Gioco fermo. Dove l'aveva messa? Ma perché? Scusatemi, il fallo di mano di Bobotta, ma ce l'aveva azzeccato. Io non ci credo. Attenzione. Ah, ancora. No, Bobotta e Xavi, Come pompano i microfoni di questo stadio, Buono, è tutto buono. Oh, con Maz. Se protestano così sono sicuro che era un calcio d'angolo. Sì, scamacca. Bravo Spina. Mamma mia, quello sviene che chiama il fallo. Maronna mia. Bravo Culi. Bravo. State notando subito una cosa, che Fabian Ruiz sta più avanti ma sta dall'altra parte, perché così favorisce gli inserimenti centrali di Mario Rui e non si accavallano? Iscrivetevi al canale. No, le dovete vedere certe cose, le dovete capire subito. Che ti amo, mio grande amore. Per te, sono qui per te. Buono. Stiamo giocando in casa, io. Fabian. C'è arrivato. No! Che è possibile che sei più preciso col sinistro tu? Incredibile. Dovresti pure ammonire qua, Perché si sviluppa un'altra partita dove ci fanno fallo. E oramai a Serie A si è imparato. Solo Sarri non è stato in grado. Bravo Fabian. Esatto, un po' di pressing. Dai ragazzi. Oh, fuori gioco. Fuori gioco. Fa niente. Beh, in questo caso non lo chiami, vale come tiro loro. Capiamole le statistiche. Mentre quello là di Zielinski non varrà. XG. È buono. Eccolo. Spina. Fallo. No. Non puoi dire tutte e due le cose. O dici si è buttato o dici il primo fallo che faccio. Tutte e due le cose non possono essere. Decidi una e prenditi il giallo. Wow, che ha combinato chissà. Ha pigliato una botta Zielinski là, ma noi ci pensiamo dopo. Insigne, va bene di punta. Lo preferisco. Bellissimo Insigne, dai. Non fare fallo. Bravo. Maxim Lopez. Cioè, tu c'hai Mertens che ti sta chiedendo scusa e fai pure il tipo. Tu devi chiedergli la maglia dopo, devi fare il cesto. Lo bot che è uno spettacolo di qua e di là. È passato. Sì, il discorso del sinistro del destro vale anche per te. Ogni tanto usa il sinistro. Controtempo. Ma c'è Bobotta. Ci pensa. Esatto, deve essere basso. Perché se n'era scappato. No, non ti arrabbiare, sì, non ti arrabbiare. E l'arbitro è così. Calma. Spettacolo. No. Così è così. Buono, vedi l'inserimento centrale che dicevo di lui? Non lo lasciate da solo a Mertens a fare il pressing però. Esatto, tutti o nessuno. Vedi? Replay. Fatemi vedere i replay, avete chiamato 50 falli di mano involontari a Bobotta. 50. Terzo tocco di Chiriche. Sembrerebbe calcio d'angolo, telecronismo. Non era fallo di mano. Ha combinato Ferrari, mamma mia. Vedi? Spezzettare, come hanno imparato a spezzettare. Partita tosta, sicuramente. Servono i vostri like di incoraggiamento. Mamma mia, parate di Ospin. Dai, mettete quei like là. Ve lo spiego dopo in live.
Fuori Insigne. Problemi fisici? Problemi fisici? Credo proprio di sì. Bravo Bobotta. Attenzione. Non ti arrendere. Non ti arrendere. Perché si è arreso. Non ti arrendere mai, Chucky. Non ti arrendere. No. No. Bravo. Bravissimo. Bravo. No. Certo si chiudono proprio in tanti, ma guarda quanti ne sono dietro la linea della palla. Tutti. Sì, è stata provata fuori, esattamente. Guarda Mertens, guarda che palla che si è rubato. Fabian Ruiz col piede caldo. Voi guardate il gol di Fabian e va bene. Sinistro, stavolta secco, potente, bravi. Poi guardate anche la palla rubata da Mertens, che si prende una cosa in faccia incredibile. Sì. Ma non era un ex giocatore, no? Non era un ex giocatore. Che bravo Bobotta, proprio le mani. Perché le chiama solo a noi? Ma di cosa stai protestando? Una spallata proprio in faccia. Tu protesti pure, questa è la cosa bella. Ospina sembra che c'ha il mascara, è bellissimo. Olè, si è scordato il pallone. Bravo Zielinski. Guarda Mertens che ha fatto. Bravo Mario Rui. No, signori, dobbiamo farle girare a vuoto adesso, Culi, madonna mia, ancora una volta. Un po' leggero e poi bravo. Dai. Ma c'è Bobotka. Elmas, che bravo. Dai Lozano, forse è una delle ultime azioni. No, altri 10 minuti. Dai. Esatto. Mertens, il tiro ed il gol. Di Dries. Mertens. Come si fa? Come devo fare con te? Quanto ti voglio bene. Dries. Mertens. Signori, questo è un gol da 9. È un gol da numero 9. Cioè ha fatto i gol dal numero 10, dal numero 14, ma questo è un gol. Vai Lozano, credici. Bravissimo. Che tra un po' c'è Politano. Lo so che non lo vuoi sentire, ma è così che si gioca a pallone. Dai tutto e poi c'è il compagno. Voi vi avete messo i 2000 like nel video precedente e il Napoli sta 2-0. Che facciamo? Li mettiamo 1926 like anche su questo video per il prossimo? Che facciamo? Bravissimo Fabian. Che è successo? Qualcuno è morto a terra? No. Subito ha chiamato il cambio. Koulibaly. Maronna mia, voglio che peccato. Lozano resta in campo e si sposta Elmas. Che peccato. Ancora Lobotka. No, non ti fermare Elmas, non chiama nessun fallo questo, non ti fermare. Bravo Di Lorenzo. Oh. No, gioco, maronna mia. Facile. Bravo. L'abbiamo fatti sfogare un po', adesso non ci abbassiamo troppo. Ha fatto un gol straordinario Scamacca. Mamma mia. Applausi. Non so come Mancini non lo faccia giocare, questa è proprio una bestia. Bravo Demme. Che mazz. Ragazzi, gli abbiamo fatto trovare il tempo a Berardi. Dai, basta. Mamma mia, prende solo la palla. Berardi urla come un dannato. Simulatore. Simula. Signori. Bravo Petagnone, bravo. Koulibaly, no. No. Voglio, è una tragedia. È una tragedia assoluta. Ospina, veramente. No, vabbè. Mario, Maronna mia, no, non facciamo i presuntuosi là. Petagnone, regalami un sogno, il campo è lungo vabbè, però vedi, guarda com'è carro armato. Noccia tutto. È troppo grave non approfittare di queste cose, è troppo grave. Ci sta questo giallo, spendilo un giallo. Bravo Politano, bravo Juan Jesus. Bravo il Mas! Stiamo tutti scombinati, perché? Maronna mi De Frelo, lo so, lo state pensando tutti. Tutti lo state pensando. No, mai. Prima c'era il fallo, c'ha ragione Rachmani, prima c'era il fallo su noi. C'ha ragionissima. Prima c'era il fallo qua su Rachmani. E poi qua prende le palla, quindi non... Maronna mia, non è il set, non è possibile!
Non è possibile! Ed è ingiusto! È ingiusto perché l'avete visto quel fallo! Juan Jesus se l'hai scordata proprio! Mamma mia, scandalo! Certo, ci dobbiamo fare anche la partita con l'Atalanta senza Spalletti, certo! Certamente! Ah, non chiama il fallo! Mamma mia! Ecco qua, De Frel! No, vabbè, ma lo sapevo! No, ma lo sapevate tutti quanti, tutti lo sapevate. Le partite che perdiamo col Sassuolo, i punti che perdiamo col Sassuolo. No, ne parliamo live, eh? Qua deve intervenire proprio il VAR. Perché se tu chiami il fallo di Elmas a centrocampo che non era fallo, come può non essere fallo questo di Berardi? Come può? Mamma mia, prendi gamba, caviglia, pallone, quanti falli vuoi più? Devi annullare e devi pure ammonire De Frel. Devi annullare e deve rimanere l'ammonizione a De Frel perché si è tolto la maglietta. Il gioco del calcio, ma come minimo. Ma come minimo proprio. Vabbè, è un'ingiustizia. I like per le ingiustizie. I like per le ingiustizie, non voglio sapere, non voglio sentire ragioni. Da New York, Valerio Fluido è tutto, i like per le ingiustizie. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.